25 anni del Coro Magnificat, un'occasione da festeggiare, l'avete fatto ieri sera alla Basilica dell'Immacolata. Come si è svolta questa serata? Cosa avete organizzato? Beh, certo raggiungere 25 anni per un coro è qualcosa di bello. Il coro nasce nella Basilica dell'Immacolata come un coro liturgico e poi sotto la magistrale direzione del maestro Lilia Cavaleri si è trasformato in un vero e proprio coro polifonico atto a fare rappresentazione e cantiamo di tutto. Abbiamo un programma molto vasto che va da Bach fino alla musica moderna, anche gli U2 che abbiamo cantato ieri sera. E questo coro è stato chiamato a cantare a Roma in occasione della beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. E siamo stati pure chiamati a fare il secondo atto della Boemia di Puccini, quindi è un coro che diciamo, ha un certo spessore. E ieri sera abbiamo voluto festeggiare questo 25esimo non con il solito concerto, ma con una preghiera per la pace, perché oggi apriamo i giornali e vediamo in televisione, c'è sempre guerra dappertutto. E allora abbiamo preso spunto dal The Armed Man di Jenkins per proporre quella che è la cattiveria della guerra e quindi poi inserire subito dopo chiaramente tanti canti di pace, non solo in latino ma anche in siciliano. E quindi abbiamo sotto la magistrale direzione di Alessandro Patti, che ha magistralmente veramente interpretato dei canti di Flora e degli U2, abbiamo fatto una cosa veramente carina e simpatica. Quante persone sono passate e sono rimaste in questo coro? Quanti siete? Qual è la storia? Da dove vengono? Ripeto, il coro nasce come coro parrocchiale, poi si è ingrandito, adesso siamo circa 40, molti ci sono, molti non ci sono più, infatti ieri sera abbiamo dedicato questo concerto proprio all'architetto Renato Viola, recentemente scomparso, uomo di grande cultura, di grande spessore, uomo nobile. E siamo qui, chiaramente c'è gente che viene da fuori, chi da Santa Elisabetta, chi da Cattolica Eraclea. Il coro è ben fornito, ecco, e un plauso va sicuramente ai coristi, i quali per l'80% non sanno leggere le partiture, quindi tutto a memoria e tutto è fatto con il cuore e con la passione per la musica.